Assalto al portavalori. Sono le 10 del mattino sulla statale Vicenza-Padova. Alessandro Santoro, guardia giurata veneziana di 27 anni, ha appena finito di distribuire dei sacchi pieni di monete all'agenzia della Banca Popolare di Torri di Quartesolo. Esce dall'istituto di credito. È in quel momento che viene avvicinato da un malvivente col mitra. Il rapinatore sale sul furgone col vigilante e lo dirotta in una stradina di campagna sotto l'autostrada. Qui il portavalori della Costantini Sicurezza di Venezia viene raggiunto da un'auto e da un furgone. Sopra ci sono altri 3 banditi. Sono tutti a volto scoperto, parlano un italiano senza inflessioni dialettali né accenti stranieri. Legano con del nastro adesivo Alessandro Santoro, poi aprono il furgone. Con un carrello scaricano i sacchi di monete, un carico pesante, un bottino consistente, 180.000 euro. Poi il bandito e i suoi complici fuggono, fanno perdere le loro tracce. Sulla rapina indaga la squadra mobile. La guardia giurata ha ripercorso con gli investigatori i momenti drammatici dell'assalto criminale. Il furgone è stato messo sotto sequestro, i banditi non hanno lasciato tracce. Adesso gli resta il compito più difficile, riuscire a farsi cambiare 180.000 euro in monetine senza la minaccia del mitra.